difficoltà.
Pace a tutti. Amen. Si sente bene il microfono? Vi chiedo di alzarvi in piedi. Cominciamo il nostro culto di questa sera. Un culto per il nostro Dio, un culto di adorazione al nostro Dio, un culto in cui Dio, come sempre ha fatto, parlerà, Dio si rivelerà, Dio sarà qua in mezzo a noi con la sua presenza. Io voglio invitarti in questo momento a chiudere i tuoi occhi, a fare una preghiera per cominciare questo culto. Cominciamo questo culto nel miglior modo possibile, parlando con il nostro Padre. Noi siamo venuti qua perché vogliamo che Lui visiti questo posto questa sera, vero? Volete che Dio visiti questo posto questa sera? Volete che lo Spirito Santo si muova in mezzo a noi questa sera? Allora il modo migliore per cominciare è quello di pregare Dio, di clamare a Lui e chiedergli: Padre, scendi su di noi oggi. Padre, fai sentire il tuo Spirito in mezzo a noi oggi. Padre, facci sentire la tua presenza questa sera. Preghiamo insieme. Spirito Santo di Dio, siamo qua, Signore, come tua Chiesa, Signore, come tua famiglia, per adorarti. Siamo qua per glorificarti, siamo qua per alzare a te le nostre mani, per giubilare a te. Siamo qua, Signore, per fare una grande opera per te, Dio, questa sera. E quello che ti chiediamo, Padre, questa sera è che tu possa scendere su di noi con la tua gloria. Facci vedere, Signore, la tua presenza, facci vedere, Signore, la tua potenza, Signore. Se questa sera, Dio, c'è qualcuno che ha bisogno di una cura, io ti chiedo, Signore, vieni ad agire col tuo sovrannaturale per dare questa cura. Se c'è qualcuno, Signore, questa sera che ha bisogno di un miracolo nella sua vita, vieni ad agire, Signore, visita questa casa. Padre, nel nome di Gesù, noi chiediamo a te questa sera: scendi su di noi, fai sentire il tuo Spirito, fai sentire la tua gloria in mezzo a noi e benedici la tua Chiesa nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Fai un applauso al Signore. Amen. Alleluia. Alleluia. Cantiamo con gioia al Signore. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù.
noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Io vivrò, morirò, la potenza vive in me. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Questo rumore sembrava che era finita, ma io voglio che tu canti ancora una volta la parte finale che tu dichiari su questa chiesa, sulla tua vita, sulla tua famiglia. Amen? Vai Noah. Cantiamo prima le voci e poi cantiamo, poi entra la musica, va bene? Vai Noah. Fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Alleluia. Amen? In questo momento non passiamo alla seconda canzone. Io vorrei che prima di cominciare la seconda canzone tu uscissi dal tuo posto, prendi un'altra persona con te in questo momento. La lode può continuare suonando, per favore. Esci dal tuo posto, prendi un'altra persona con te in questo momento. Esci dal tuo posto, prendi una persona con te in questo momento. Esci dal tuo posto, prendi un'altra persona con te in questo momento. Esci dal tuo posto, prendi una persona con te in questo momento. Alleluia. Alleluia. Noi faremo una preghiera. Più basso. Noi faremo una preghiera, anche la danza. Prendete una persona, andate a prendere una persona per pregare insieme, ragazzi. Nessuno da solo, abbraccia una persona. Amen. La danza puoi uscire da qua e andare a prendere una persona. Potete andare a prendere una persona. Amen. Noi dichiareremo che ogni combattimento che questa persona sta vivendo, tu dichiarerai sulla sua vita. Tu sei un profeta di Cristo in queste nazioni, noi dobbiamo comportarci come questo.
E quindi tu dichiarerai che ogni potenza che si sta alzando contro la vita di questa persona cadrà per terra. Tu dichiarerai Satana è sconfitto nella tua vita nel nome di Gesù. Amen. Preghiamo, Padre, in nome di Gesù, Padre, che ogni potenza che si sta alzando contro la tua Chiesa, che ogni potenza che si sta alzando, Signore, contro la vita di questa persona, Padre, noi come profeta di questa nazione, Padre, noi come scelti del Signore, Padre, noi dichiariamo, Padre, che Satana è sconfitto nel nome di Gesù, Padre. Noi dichiariamo che ha potere nel tuo nome, che noi dichiariamo che ha potere nel tuo sangue, noi dichiariamo, Padre, sconfitto nel nome di Gesù, Padre, sulla loro mente, sulla loro vita, Signore, su ogni cosa, Signore, che ti sta buttando giù, e in nome di Gesù, perché Dio per noi combatte, Signore. Noi dichiariamo questo, la tua Chiesa dichiara questo, Padre, che ha potenza nel nome di Gesù, ha potenza nel nome di Gesù, ha potenza. Per noi combatte con ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà. Più per noi combatte con ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Io vivrò, non morirò. La tua potenza vive in me. Sono libero, sono libero. La tua Chiesa è libera, nel Signore. nome di Gesù. Libera per adorarti. Io vivrò, non morirò. Loderò e dichiarerò che vivi in me. Guarito sono nel nome di Gesù. Alleluia. Applauda. Alleluia. Alleluia. Noi siamo liberi. Alleluia. Alleluia. Una Chiesa libera per adorare il Signore. Una Chiesa libera, Signore. Una Chiesa libera, Padre, noi siamo. Alleluia. Ricevi, Signore, in questo luogo, Padre. Ricevi l'adorazione in questo luogo, Padre. Santo, santo,
ai tuoi piedi mi arrendo, perché la tua gloria voglio vedere. Tutto ciò che voglio è vederti, avvolgimi con gloria e potere, la tua maestà è reale, la tua voce risuona. Puoi dichiarare? Tutto ciò che voglio è vedere, avvolgimi con gloria e potere, la tua maestà è reale, la tua voce risuona in me. Tutto ciò che voglio è vedere, avvolgimi con gloria e potere, la tua maestà è reale, la tua voce risuona in me. Tutto ciò che voglio è vedere, avvolgimi con gloria e potere, la tua maestà è reale, la tua voce risuona in me. Voglio sentirti, portami vicino, dove ti incontro, nel luogo segreto, ai tuoi piedi mi arrendo, perché la tua gloria voglio vedere. Voglio Dio sta cercando cuori che veramente bruciano per Lui. Non cuori che vengono qua e dicono io ci sono, ma cuori che bruciano per la Sua presenza. Cuori che bruciano di stare nella Tua presenza. Cuori che dicono non importa nient'altro, io sono venuto per cercare la Tua presenza. Il Signore cerca questi oggi. Il Signore cerca qualcuno che dice Signore io ci incontro, voglio incontrarti nel mio luogo segreto, io voglio incontrare la tua presenza, io voglio sentire la tua presenza. Non sono venuta, io non sono venuto per guardare, io sono venuto per sentire ciò che tu hai per questa chiesa, per la mia vita. E io so che la tua presenza è qui, Padre. Io so che la tua presenza è qui. Io so che la tua presenza è qui. Io so che tu sei qui, Padre. E per questo la tua chiesa ti dice che noi vogliamo sentirti, Signore. Che ogni persona, Signore, possa sentire, Padre, la tua presenza. Padre, che la tua presenza è reale, che la tua presenza non è una cosa che noi stiamo inventando, Signore. La tua presenza è qui. E che i nostri cuori sono pronti per riceverti. Che la tua chiesa possa essere pronta per ricevere. Spirito Santo, Signore, fa con che i nostri cuori brucino per la tua presenza. Fa con che i nostri cuori brucino per più della tua presenza. Fa con che i cuori nostri cercano il luogo segreto che è la tua presenza, Signore. Spirito Santo, io voglio che tu canti, Signore, io voglio sentirti. Canti, io voglio sentirti, io voglio sentirti. Io voglio sentirti. Se tu non hai sentito lo Spirito Santo, se tu non hai sentito
Apri il tuo cuore, libera la tua mente di ogni pensiero che ti porta fuori di questo luogo. Tu sei qui non per guardarci, ma tu sei qui per adorare. Noi solo conduciamo l'adorazione, ma la tua lode è ciò che Dio vuole ascoltare questa sera. Dichiari: io voglio sentirti. Oh Spirito Santo, io voglio sentirti. Ciò che voglio è vederti, avvolgimi con gloria e potere, la tua maestà è reale, la tua voce risuona in me. Tutto ciò che voglio è vederti, avvolgimi con gloria e potere, la tua maestà è reale, voce risuona in me. Spirito Santo. I Vangeli ci raccontano di un giorno in cui Gesù aveva fatto visita a due sorelle, Marta e Maria, e mentre Marta era tutta affaccendata a fare i lavori di casa per accogliere Gesù, Maria si era invece seduta ai piedi di Gesù. E Marta chiama il maestro e gli dice: maestro, perché non dice a Maria di venire a darmi una mano nelle faccende domestiche? E Gesù dice: Marta, Marta, perché ti affanni? Maria ha scelto la parte giusta. Maria ha scelto la parte buona. Maria ha scelto il posto giusto in cui stare. Maria ha scelto il posto in cui tutti quanti dovrebbero stare, ai miei piedi. Dio vuole portare tanti di noi a visitare un luogo chiamato il Santo dei Santi, che è il luogo in cui l'adorazione a Lui, il luogo in cui la presenza sua è di più. Quanti di noi hanno già visitato questo luogo e da quanto tempo tanti di noi non lo visitano più? Dio vuole riportarci a questo livello di adorazione. Dio vuole riportarci a questo livello di farci sentire la sua presenza dentro di noi, la sua gloria dentro di noi. Dio vuole riportarci ai suoi piedi. Alleluia. Lascia un posto per Dio entrare. Lascia un posto per Dio per riportarti in quel luogo. Lascia un posto per Dio per riportarti in quel luogo nel quale tu sei stato battezzato con lo Spirito Santo, nel quale tu sei stato battezzato con il fuoco, nel quale tu hai sentito la sua presenza così forte e hai cominciato a parlare nelle lingue degli angeli, nel quale tu hai sentito la sua presenza così forte e non sei riuscito a restare in piedi davanti alla sua presenza.
non sei riuscito a contenere le lacrime o le riso davanti alla sua presenza. Alleluia. Dio vuole riportarci in questo posto. Dio vuole riportare te in questo posto. Dio vuole riportare te in questo posto. Lascia lo spazio per Dio entrare questa sera. Lascia uno spazio per Dio entrare questa sera. Perché si compiono le parole in cui c'è scritto: io voglio mostrarti cose che non si sono mai viste e mai udite, e le voglio compiere nella tua vita. Amen. Amen. Padre, in nome di Gesù, io voglio pregarti, Signore, in questo momento per ognuno di noi, Signore, per questa chiesa, Padre. E voglio pregarti, Signore, perché ogni culto, Dio, sia un culto in cui ognuno di noi possa arrivare ai tuoi piedi, in cui ognuno di noi possa avvicinarsi ai tuoi piedi, in cui ognuno di noi possa dimenticare ogni faccenda domestica, in cui ognuno di noi possa dimenticare ogni problema, ogni afflizione, ogni affanno della vita, e arrivare ad abbracciarti, Dio, per sentire forte la tua presenza, lasciare tutto fuori da questo luogo per sentire la tua gloria invaderci, riempirci del tuo spirito, riempirci di te, Gesù. Io ti chiedo, Signore, di fare questo miracolo in ognuno di noi, Dio, che ogni culto sia un culto speciale, che ogni culto ognuno possa entrare in questo luogo dichiarando: io non uscirò senza la mia benedizione. Che ogni culto ognuno possa entrare in questo luogo dicendo: io non uscirò senza che il mio corpo trasbordi dello Spirito di Dio. Padre, metti in noi questo sentimento nuovo, fai in noi una cosa nuova, Dio, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen. 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 Facciamo un applauso al Signore. Amen. Io voglio invitarti a sederti alcuni minuti. Daremo qualche avviso. Prima degli avvisi, però, volevo fare una cosa oggi, perché alla fine so che c'è qualcuno che ha compiuto gli anni, quindi faremo una preghiera per i compleanni. Però vorrei fare una preghiera speciale, perché ho saputo che alcuni di noi nella prossima settimana avranno a che fare con degli esami a scuola, con diversi esami di scuola. Quindi vorrei chiedere a tutte le persone che hanno da fare gli esami, si possono salire sul pulpito. Gli esami delle medie sono finiti? Sono andati bene? E vorrei che la Chiesa potesse intercedere, perché questo è un momento dal quale tanti di noi, forse quasi tutti noi, sono già passati. Anche Sonia ha un esame, è vero, in questo periodo? Anche tu hai un esame in questo periodo? È vero che anche tu hai gli esami? Finalmente! Ci sono tante persone che hanno gli esami, fortunatamente Letizia e Sara li hanno già passati. Sono andati bene? Benissimo. Allora, visto che sono andati bene, alzate anche in voi le vostre mani, così la vostra benedizione, sono sicuro, varrà doppio sulla vita di tutti loro che in questi giorni passeranno momenti di ansia, momenti di preoccupazione, momenti di paura, ma sappiamo che Dio per noi combatte, come abbiamo cantato prima, e la vittoria è nostra in nome di Gesù. Io chiedo a tutti voi di alzare le vostre mani, che lo Spirito Santo possa benedire questi loro giorni, che possa mettere tranquillità nei loro cuori, che possa dargli la preparazione giusta per attraversare quello che vanno ad attraversare, e che nel nome di Gesù possano uscire vincitrici da questo periodo.
Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, io voglio mettere davanti a te, Signore, la vita di Gabriella, di Vittoria, di Sonia, di Tainara, Padre, per questi giorni che stanno passando, Signore, di esami. Io ti chiedo, Signore, che tu possa, Signore, mettere in loro la tranquillità, Signore, necessaria per questo momento, che tu possa togliere da loro ogni paura, che tu possa togliere da loro ogni ansietà, ogni preoccupazione, Signore, in vista di questi giorni, che loro riescano ad arrivare pronte, Signore, al giorno, Signore, che loro possano arrivare, Signore, tranquille e calme, sapendo che Dio per noi combatte, che tu sei con loro, che tu sei il nostro Padre, che tu sempre ci darai una mano, che la vittoria è nostra nel nome di Gesù e che soprattutto la vittoria è già loro nel nome di Gesù. Padre, io ti chiedo, benedici ognuno di loro e questi loro giorni. Amen. Amen. Io non ero preoccupato il giorno dei miei esami. Sapevo che sarebbero andati male, cosa c'era da aver paura? Sto scherzando, sono andati sorprendentemente bene. Vi lascio qualche avviso per questi giorni. C'è stata questa modifica dell'assenza del pulpito, come vedete, quindi abbiamo tutto in mano. Prima non si vedeva che c'avevo i bigliettini sotto, sembrava che sapessi tutta a memoria, vero? Allora abbiamo mercoledì la preghiera alle 6:30, la preghiera della Chiesa, che questa settimana è guidata dagli uomini, e dopo la preghiera, guidata dagli uomini, Sandro, fai così, è guidata dagli uomini, grande, gloria a Dio, e dopo la preghiera delle 6:30 c'è come sempre il nostro culto ricarica. E intanto invito anche la cooperatrice Sonia a salire qua, che darà un avviso. E nel frattempo, finché sale, do anche l'avviso di giovedì sera, perché giovedì, che se non sbaglio è il giorno, mettetemi il banner così lo so, 23, 20 e un po', giovedì c'è il nostro ritrovo uomini nella zona Cologna Veneta / Zevio / Legnago / tutte quelle zone lì, da quella parte lì. Quindi Luciana, preparati, Zilda, preparati, che avete da fare un gran buffet in questi... No, sto scherzando. Ma ci sarà il nostro ritrovo uomini, e lì ancora una volta sono sicuro che lo Spirito Santo agirà in mezzo a noi e porterà una grande rivelazione ai nostri uomini, qualcosa che li servirà a loro e servirà a questa Chiesa e servirà al regno di Dio su questa terra. Quindi tutti gli uomini che abitano da quella parte, non mancate. Lascio la parola a Sonia. Pace a tutti, se puoi rimettermi il banner che... Ok, allora domani ci sarà questo incontro dei giovani che si chiama Quale Visione? Se vi ricordate, qualche settimana fa avevo fatto vedere un banner che si chiamava Buona Visione, no? Aveva una gigantesca lampadina sopra una strada, era tutto arancione, ve lo ricordate? Soprattutto i giovani, cioè vi ricordate quell'incontro? Abbiamo parlato di che cos'è una visione, perché è importante e che cos'è una buona visione. E domani parleremo di quale visione, cioè qual è la visione che vogliamo dare a noi giovani, qual è la visione che è per noi giovani, che Dio ha dato a me e che Dio ha confermato attraverso tipo una riunione che abbiamo fatto qualche settimana fa con i pastori. Veramente è incredibile come quello che Dio aveva rivelato a loro l'aveva rivelato anche a me, ed era tutto da Dio. Quindi sono sicura che il tempo che passeremo domani alle 3 al lago, poi ci metteremo d'accordo sul ritrovo esattamente dopo il culto, e vi aspetto, sarà veramente qualcosa di incredibile, sono sicura. Facciamo un applauso ai giovani. Amém. Eu devo apresentar il banner rinnovamenti. C'è lì? No, un altro? È sull'angolino, vedi se c'è sull'angolino scritto proposito. Stai spoilerando tutto quello che viene. Amen. Questo è un banner che domani alle 6 di mattina su Zoom cominceremo
7 giorni di preghiera, 7 giorni di preghiera che si chiama Rinnovamenti, che è basato su Romani 12, versetto 2, che dice che noi dobbiamo rinnovare la nostra mente per vivere ciò che Dio ha per noi. E noi stiamo dichiarando qualcosa di nuovo in questo tempo. Noi vogliamo vivere qualcosa di nuovo e noi sappiamo che la Chiesa vivrà qualcosa di nuovo. Però noi dobbiamo essere preparati. Se noi cominciamo un percorso nuovo con la mente ancora su cose che non ci direzionano a questo nuovo di Dio, noi non ci riusciremo a andare bene, noi non riusciremo a cominciare bene questo. Quindi noi questa settimana noi sappiamo che Satana è il luogo che più attacca la nostra mente. Tutto comincia da qua. Tutto comincia da qua, tu a volte stai bene e poi Satana comincia a attaccare la tua mente e distrugge tutta la tua giornata, distrugge tutti i tuoi piani, ma noi combatteremo, impareremo a combattere contro le frecce che Satana butta contro la nostra mente. Quindi vi invito a partecipare e pregare insieme, perché Dio ha un nuovo per questa Chiesa e tu sei invitato a partecipare di questo nuovo. Ma a volte la nostra mente non si è preparata, quindi noi ci prepareremo per vivere questo nuovo di Dio. Puoi dire amen? Amen. Ultimo avviso, dopo faremo una preghiera per le decime, per le offerte. L'ultimo avviso sono i battesimi, che anche quest'anno, come abbiamo detto la settimana scorsa, avremo i battesimi. Questa settimana comincerà il discepolato per tutte le persone che vorranno battezzarsi. Abbiamo già alcuni candidati al battesimo. Se conoscete qualcuno che vuole battezzarsi, che vuole compiere questo passo, venga a contattare me o l'Andrea, ma non solamente chi vuole battezzarsi, perché questa settimana, come ho detto, cominceremo il discepolato. Il discepolato è una serie di incontri, una serie di lezioni, tra virgolette, in cui andiamo a scoprire meglio che cos'è veramente il battesimo, che cosa Dio vuole attraverso il battesimo, perché Gesù ha instaurato il battesimo, perché dobbiamo andare a immergerci dentro l'acqua del lago, che magari è anche molto fredda, perché dobbiamo farlo. Chi vuole saperlo parli con me, parli con l'Andrea, che questa settimana cominceremo il discepolato e risponderemo ad ognuna di queste vostre domande, se ce ne sono ancora di più. Il battesimo sarà il 10 luglio in nome di Gesù. Non pioverà, non ci sarà grandine, non ci sarà tempesta e non nevicherà. Il 10 luglio faremo i battesimi a Sirmione, al lago, passeremo là tutta la giornata come ogni anno, andiamo là la mattina, facciamo i battesimi, dopo si porterà da mangiare, passeremo lì tutto il giorno, c'è un bel prato, c'è il lago, c'è il campo da beach volley, sicuramente sarà una bellissima giornata da passare tutti insieme e sarete tutti quanti invitati ovviamente. Vi chiedo di alzarvi in piedi, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte, per consacrare la nostra primizia al Signore. Là dietro c'è anche il nostro cooperatore Marco. Se tu hai nel cuore di dare la tua offerta con il banco, ma se oggi non hai portato i 5 euro di carta e dici comunque voglio dare qualcosa per la casa del Signore, voglio che questa casa possa continuare a prosperare, voglio che possa diventare sempre più bella, voglio che più anime possano trovare il modo di venire qua, allora andate da Marcos che vi aiuterà con il vostro bancomat a dare ciò che Dio ha messo nel vostro cuore di portare oggi alla casa del Signore. Preghiamo insieme e consacriamo la nostra primizia a Dio, consacriamo il nostro meglio a Dio. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi siamo venuti qua con il cuore in mano, Signore, che è ciò che più prezioso noi possiamo offrirti, Signore. E nel nostro cuore, Signore, c'è ciò che Tu hai messo, Signore, di darti questa sera. Per questo, Padre, io ti chiedo di consacrarlo, di santificarlo, Signore, e che ogni offerta, Signore, che ogni decima che questa sera, Signore, entrerà nella Tua casa possa essere usata al meglio per la Tua opera. Vogliamo vedere, Signore, pareti che si alzano, Signore, vogliamo vedere cose nuove succedere in mezzo a noi. Tu hai promesso che queste succederanno e noi per fede, Signore, non dubitiamo delle Tue promesse. Per questo, Padre, io ti chiedo, benedici ognuno di noi, benedici questa chiesa, benedici queste decime, benedici questa casa e che nel nome di Gesù il nuovo tempo possa già cominciare da oggi. Amen.
Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono. Oh, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità tua presenza mi conforta. So che sei il mio Padre, il mio amico sei. Io vivrò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele, tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà
mi seguirà, Signore. Tu puoi cantare ancora? La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. Sei fedele. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono per me. Io respiro, io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele, Dio. Tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono per me. Io respiro, io canterò la bontà del mio Dio. Io canterò la bontà del mio Dio. Io canterò la bontà del mio Dio. Ah, Spirito Santo, grazie perché tu sei fedele, grazie Padre. Applaudo il nome del Signore Gesù. Applaudo il nome del Signore Gesù. Amen. Grazie mille. Vi invito a aprire la vostra Bibbia nella lettera agli Ebrei. Al capitolo 10. Ebrei capitolo 10, leggerò dal versetto 37. Amen? Quasi alla fine del capitolo 10. Dice così: ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Torno un attimo al 39. Possiamo leggere insieme il versetto 39? 1, 2, 3. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Amen. Ti chiedo di sederti. Preghiamo insieme, Padre. In questo momento, Signore, sentiremo la Tua parola. Signore, ti abbiamo adorato, Dio.
E io ti chiedo, Signore, di parlare con noi, Signore, come tu vuoi, Signore. Ma di parlare con noi, Dio, di parlare ai nostri cuori, di trasformarci, Signore, di rinnovare, Signore, le nostre menti, di rinnovare i nostri cuori, di rinnovare i nostri spiriti, Signore. Vogliamo avere spiriti forti per affrontare i giorni che verranno, perché sappiamo, Signore, che tu stai facendo cose nuove in mezzo a noi. Sappiamo, Signore, che tu farai cose meravigliose in mezzo a noi, Signore. E io ti chiedo, Padre, vieni a parlare a ognuno di noi questa sera, che ognuno di noi possa ricevere una grande, grande porzione del tuo Spirito. Amen. Amen. È stato un bel culto fino adesso, vero? Avete sentito già la presenza di Dio nella lode? Siete pronti per ricevere la parola da parte del Signore? Vi faccio una domanda. Vediamo chi ha il coraggio di rispondere. Chi ha il coraggio di rispondere alzi la mano prima che io faccia la domanda. Nessuno ha il coraggio di rispondere? Se no scelgo io a caso. Chiedo a Etto, se no. Volete salvare il vostro fratello? Qual è stata la prima cosa che hai fatto oggi? Prima di tutte. Prima della colazione. Aprire gli occhi, giusto? Prima di tutto tu ti sei svegliato, giusto? Prima cosa che hai fatto di oggi, che hai ricordi almeno, spero. Almeno che non ci siano eventi di sonnambulismo nella tua casa. Quanti di voi oggi come prima cosa si sono svegliati? Non vale chi ha lavorato di notte. Quanti di voi oggi come prima cosa, la prima cosa che hanno fatto stamattina è stata svegliarsi? Alzi la mano. Quasi tutti, mi sembra. Quasi tutti la prima cosa che hanno fatto è stata svegliarsi. Almir no, non so cosa abbia fatto, ma non glielo chiederemo in questo momento. Quasi tutti noi la prima cosa che abbiamo fatto oggi, come anche negli altri giorni, la mattina appena svegliati ci svegliamo, giusto? E quando ci svegliamo di solito cos'è che facciamo? Un gesto comune che noi facciamo quando ci svegliamo. È una roba del genere, un gesto così abbastanza mostruoso, no? Noi di solito facciamo così, che sentite tutte le vostre ossa del corpo che iniziano a scricchiolare, vero? Sapete perché il nostro corpo ha bisogno di fare questo gesto la mattina? Non è per sentire le ossa scricchiolare, anche se questa è sempre una cosa piacevole, ma il nostro corpo ha bisogno di stiracchiarsi appena ci si sveglia la mattina, di fare questa bellissima cosa, mamma mia, quando ti svegli proprio, no? Questa cosa che ti dà una soddisfazione. Il tuo corpo ha bisogno di fare questo. E la motivazione è molto semplice. Quando noi dormiamo la notte, solitamente, quasi tutti noi, finché dormiamo, passiamo un sacco di tempo fermi. Dopo c'è chi è come Liam, che in realtà no, di notte tu lo metti a dormire da un lato e si sveglia completamente girato dall'altra parte. Però solitamente noi la mattina, di notte, passiamo un sacco di ore fermi. E quando stiamo fermi, i nostri muscoli si intorpidiscono, i nostri muscoli cominciano a indolenzirsi, no? E così la mattina, quando ci svegliamo, il sistema nervoso manda un segnale a tutto il corpo e dice: guarda, devi fare questo movimento qua, perché facendo questo movimento tu non solo fai scricchiolare le ossa, che è una cosa che ci importa relativamente, ma soprattutto tu dai un reset a tutti i muscoli del tuo corpo. Quando noi ci stiracchiamo e sbadigliamo, soprattutto, diamo un reset ai muscoli del nostro corpo. Il nostro corpo si resetta, i muscoli del nostro corpo si resettano da quello stato di intorpidimento che hanno passato durante la notte e diventano pronti per fare le cose grandiose che noi facciamo ogni mattina, tipo la colazione. Tutto questo
è possibile attraverso lo stiracchiamento dei nostri muscoli. Perché sto facendo questa premessa a questa predica? Perché se noi vogliamo cominciare a fare qualcosa, se noi vogliamo vivere questo nuovo di Dio che Dio ha promesso in mezzo a noi, che Dio ha promesso in questa chiesa. Non so quanti di voi erano qua la settimana scorsa. Io c'ero e per niente al mondo avrei voluto perdermi il culto della settimana scorsa. Ma la settimana scorsa Dio ha detto che avrebbe fatto cose nuove qua in mezzo a noi. La settimana scorsa attraverso l'Andrea Dio ha dato una parola in questa chiesa parlando di risveglio, parlando di rinnovamento, parlando di cose nuove che succederanno a breve in mezzo a noi, che succederanno a breve nel nostro paese, che succederanno a breve in Europa. E ha detto che noi dobbiamo esserci in queste cose, noi dobbiamo esserci in questo nuovo, noi dobbiamo esserci in questo risveglio. Ma ti dico un segreto: finché noi dormiamo non può esserci risveglio. Perché per esserci un risveglio, chiaramente, dobbiamo svegliarci. È la parola che lo dice, no? Per esserci un risveglio, noi dobbiamo smettere di dormire. Noi dobbiamo svegliarci. E oggi la Chiesa sta passando per un momento, almeno la Chiesa qua in Europa, sta passando per un momento di intorpidimento spirituale. Sta passando per un momento di sonnolenza spirituale. Ma Dio non ci ha chiamato per dormire. Dio non ti ha chiamato per dormire. Mi stai sentendo? Dio non ti ha chiamato per dormire. Dio non ci ha chiamato per essere a sua immagine e somiglianza. E c'è scritto nei Salmi che Dio non è un Dio che sonnecchia. Dio non ci ha chiamati per dormire. Dio ci ha chiamato per essere forti, Dio ci ha chiamato per essere svegli, Dio ci ha chiamato per combattere, Dio ci ha chiamato per fare la differenza, Dio ci ha cambiato per vivere il nuovo tempo che Lui ha per questa Chiesa, che Lui ha per questa città, che Lui ha per tutto ciò che è qua intorno. Dio ci ha chiamato per questo. Quando la Bibbia parla di noi, si riferisce a noi come aquile, come leoni. Dio scrive una canzone quando Jonathan e Saul muoiono e dice che loro erano come un'aquila, come un leone nel campo di battaglia, che la loro freccia, la loro spada erano così potenti che non tornavano mai indietro senza aver colpito il loro avversario. Dio non parla di noi come persone che dormono, Dio parla di noi come combattenti. Quando l'Apostolo Paolo ci dice come noi dovremmo essere, ci dice che noi dovremmo essere forgiati come degli atleti, che noi dovremmo essere preparati, che noi dovremmo essere come dei maratoneti, che noi dobbiamo correre una grande corsa, che noi dobbiamo combattere il buon combattimento. Noi dobbiamo essere forti. E non sto parlando di prestanza fisica, non sto parlando di questo, se no io al momento sarei fuori dai giochi. Ma sto andando a correre la mattina e in questo nuovo di Dio ci sarà un nuovo di Dio anche per me. Ma Dio non parla di prestanza fisica, Dio parla di prestanza spirituale, di forza spirituale, di cose grandiose a livello spirituale. Dio non guarda il nostro corpo, Dio non guarda se noi abbiamo un quoziente intellettivo più elevato di quello di Einstein. Dio guarda il nostro cuore. Quando Samuele va a ungere il nuovo re di Israele, arriva alla casa di Isai e in questa casa ci sono alcuni ragazzi, alcuni figli, e va dal primo e dice: sicuramente sarà questo che devo ungere, un ragazzo grande, forte, possente, un guerriero. E Dio gli dice no. Allora va dal secondo: probabilmente è questo, anche lui è grande, forte, possente, un grande guerriero come lo era Saul. E Dio gli dice no. Va dal terzo, dal quarto e dal quinto, nessuno di loro era quello da ungere, nonostante la loro potenza, nonostante la loro prestanza fisica. Quando infine arriva il piccolo Davide, il minore tra tutti i fratelli, quello che stava a pascolare nei campi, non quello che andava in guerra, allora Dio gli dice: ecco che ho trovato il nuovo re di Israele. Dio non guarda il nostro fisico, Dio non guarda quanto siamo intelligenti, Dio non guarda se noi abbiamo la capacità di memorizzare tutte le strade del mondo per percorrere senza navigatore. Dio non guarda queste piccolezze qua, Dio guarda il nostro cuore. Dio guarda la fede che noi riponiamo in Lui, quanto è grande. Dio guarda la disponibilità che noi diamo a Lui, alla sua opera, quanto è grande.
Dio guarda quanto noi amiamo la sua opera, quanto noi amiamo la sua chiesa, quanto noi amiamo le anime, quanto noi amiamo Lui. Questo è quello che Dio guarda in noi. Se noi vogliamo vivere questo risveglio che è stato predicato la settimana scorsa e che sono sicuro avverrà in questo luogo, se noi vogliamo vivere questo risveglio, noi dobbiamo essere così. Dobbiamo essere disponibili, dobbiamo avere fede, dobbiamo imparare ad amare, ad amarci, ad amare questa casa, ad amare questo regno che è il regno di Dio su questa terra, ad amare Dio. Noi dobbiamo imparare a fare tutto questo. E il brano che abbiamo letto comincia con lo scrittore che è della lettera agli ebrei che dice: ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Fino a qua lo scrittore della lettera agli ebrei sta facendo una parafrasi, diciamo, sta spiegando un po' quello che c'è scritto nel libro di Abacuc al capitolo 2, quando dice appunto questa frase famosa, no? Ma il giusto per fede vivrà. Dopodiché il versetto 39 comincia: ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Mette questa piccola particella di contraddizione, di contrapposizione, che è ora. Noi possiamo cambiare quest'ora con un ma, con un tuttavia. È una contrapposizione, perché dice: ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Puoi mettere il banner qua, Luan? Noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Sapete, fratelli, quando io preparo una predica, io il 90% delle prediche cerco una rivelazione da parte di Dio, di unire un versetto a un altro versetto, qualcosa del genere. Io vado pazzo per quando Dio mi rivela qualcosa nella sua parola, ma oggi non ho nessuna grande rivelazione da portare. È questo versetto la chiave del risveglio della Chiesa. Non è una grande rivelazione, è scritto qua, è palese, è proprio quello che c'è scritto. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Non è una rivelazione, Dio ce l'ha detto come possiamo vivere questo risveglio. Noi non dobbiamo tirarci indietro. Noi non dobbiamo tirarci indietro. Puoi dire alla persona di fianco a te: noi non dobbiamo tirarci indietro. Noi non dobbiamo tirarci indietro. Urlalo forte, dichiara questo nella sua vita, puntagli il dito ben forte qua, fagli anche male, fagli un bel livido qua, dici: noi non dobbiamo tirarci indietro. Noi non dobbiamo tirarci indietro. Vogliamo vivere il nuovo di Dio, vogliamo vivere il risveglio di Dio per questa Chiesa. Non dobbiamo tirarci indietro. C'è qualcosa da fare, non dobbiamo tirarci indietro. C'è qualcosa in cui dobbiamo agire, non dobbiamo tirarci indietro. La settimana scorsa l'Andrea ha detto così, che non è più il tempo in cui la Chiesa deve insegnare, devi leggere la Bibbia, devi pregare, devi digiunare. Queste cose già le sappiamo che le dobbiamo fare. Per chi non sa che dobbiamo fare queste cose, vi prego, iscrivetevi al discepolato. Per tutti gli altri che sapete che bisogna fare queste cose, non è più il tempo di insegnare questo, è il tempo di agire. Non è più il tempo di dire devi pregare, devi digiunare. No, è tempo di fare. Quando c'è qualcosa da fare, quando c'è qualcosa da agire, noi non dobbiamo più tirarci indietro. Noi non possiamo tirarci indietro se vogliamo vivere questo risveglio. Noi non possiamo tirarci indietro. Quando il nemico arriva a bussare alla nostra porta, noi non possiamo scappare via. Non possiamo più scappare via. Noi dobbiamo combattere questo nemico. Qualsiasi cosa avvenga, noi non possiamo più tirarci indietro. Io non lo so qual è la difficoltà che tu stai passando nella tua vita, se è una difficoltà finanziaria, se è sul lavoro, se è economica, se è sentimentale, di qualsiasi tipo sia la difficoltà che tu stai passando nella tua vita. Guardate la vita di quel giovane ragazzo là dietro, gli è successo di tutto. Lui è venuto qua in Italia con 800 euro senza sapere cosa fare della sua vita, non aveva documenti, non aveva nulla, eppure è venuto qua e Dio lo sta custodendo nelle sue mani. Cosa vuol dire? Che non gli capita niente di brutto? No,
questa settimana gli è stato rubato il cellulare. Non può parlare più con nessuno perché non ha più il telefono, non ha nessuno qua, non ha qua la sua famiglia, non ha qua amicizie, se non questa amicizia, se non questa famiglia. E adesso non può neanche più comunicare né con i suoi parenti in Brasile né con noi perché gli è stato rubato un telefono. E voglio innalzare un appello questa sera: se qualcuno di voi ha a casa un telefono che non usa, un telefono vecchio che ancora funziona lo schermo, non tutto rotto come quelli che abbiamo noi, ma se noi abbiamo uno che funziona gli diamo il nostro, dategli un telefono a questo povero ragazzo, anche se è un 3310. Sicuramente se avete un 3310 funziona, perché quelli non si rompono mai, ma veramente sta passando per una prova, eppure lui è qua questa sera. No, non si è tirato indietro, non si è tirato indietro, non si è tirato indietro. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Vuoi vivere questo risveglio? Allora dichiara questo nella tua vita: io non sono di quelli che si tirano indietro, ma sono di quelli che hanno fede per guadagnare la vita, per ottenere la vita. Non tirarti indietro, non tirarti indietro, ma fai. Non tirarti indietro, ma agisci. Vuoi sapere quello che Gesù è venuto a fare sulla terra? Gesù è venuto sulla terra a fare discepoli. Chi sono i discepoli? Discepolo vuol dire studente. Gesù è venuto sulla terra per fare persone che andassero a fare ciò che lui ha fatto. Gli studenti sono coloro che imparano ciò che ha fatto Gesù e vanno a riprodurre quello che Gesù ha fatto. E Gesù non ha semplicemente detto: voi farete ciò che io ho fatto. Gesù ha detto: voi farete cose maggiori di quelle che io ho fatto. Ovvero, Gesù non è mai venuto sulla terra per fare suoi seguaci. Ok? Dio non vuole seguaci. Gesù non vuole seguaci, perché i seguaci sono quelli che ci sono su Instagram e che guardano: guarda che bella storia ha messo oggi questa blogger, è la parola esatta? Questa blogger, guarda che ridere. Questi sono i seguaci, quelli che guardano ciò che gli altri fanno. Gesù non ha mai voluto che noi guardassimo ciò che lui faceva. Gesù voleva che noi facessimo ciò che lui faceva e che facessimo cose ancora maggiori di ciò che lui faceva. La promessa che Gesù ci ha fatto non è stata quella di sedersi dietro di lui un giorno quando saremo in cielo. La promessa che Gesù ci ha fatto è quella di sederci alla sua destra e alla sua sinistra quando noi saremo in cielo. Perché noi non saremo i suoi seguaci, noi non siamo i suoi seguaci, noi non siamo i suoi follower, noi siamo quelli che hanno fatto le cose che lui ha fatto e che ne faremo ancora di maggiore di ciò che lui ha fatto. Anche quando Gesù ci insegna come essere suoi discepoli, dice: chi vuole venire dietro a me. Notate, Gesù dice: chi vuole venire dietro a me, come i seguaci, cos'è che deve fare? Deve rinnegare se stesso e prendere la sua croce ogni giorno. Sapete cos'è che ha fatto Gesù quando era sulla terra? Lui, oltre ovviamente a fare discepoli, a fare cure, miracoli, eccetera, eccetera, Gesù nella sua vita ha rinnegato se stesso, perché come c'è scritto in Filippesi 2, c'è scritto che lui non è stato così geloso del suo essere Dio da aggrapparsi a questa cosa, ma ha svuotato se stesso, ha rinnegato se stesso. E la seconda cosa che Gesù ha fatto nella sua vita, non in quella degli altri, è stato prendere la sua croce. Quindi quando Gesù ci dice: chi vuole venire dietro a me, in realtà sta dicendo: se tu vuoi venire dietro a me, sì, devi fare ciò che io ho fatto, non devi stare lì a guardarmi, non devi essere un seguace che guarda la mia storia che porto la croce sul Golgota. No, devi essere uno che fa ciò che io ho fatto. Gesù vuole che noi facciamo quello che lui ha fatto. Gesù non vuole seguaci, Gesù vuole persone che hanno passione per la sua opera. È alcuni giorni che Andrea non sta ripetendo altri in casa. Noi dobbiamo essere amanti di Gesù, è vero? Noi dobbiamo essere amanti di Gesù. Forse per qualche maschio qua è un po' brutto sentirsi dire questo: dobbiamo essere amanti di Gesù. Cambiamo parola. Noi dobbiamo avere passione per Gesù. Noi dobbiamo avere passione per Gesù. Noi dobbiamo avere passione per la sua Chiesa. Noi dobbiamo avere passione per le anime.
che sono di Gesù. Noi dobbiamo avere passione per il regno di Dio. Noi dobbiamo avere passione per Dio. Noi dobbiamo avere passione. Vogliamo vivere un risveglio vero, vero. Noi dobbiamo avere passione, perché altrimenti, senza la passione, noi non saremo in grado di non tirarci indietro. Ma se tu vuoi essere uno di quelli che non si tira indietro, vuoi resistere e vuoi non tirarti indietro, tu devi avere passione. Devi avere passione. Devi avere passione. Oggi io voglio dire una testimonianza che è già stata detta sicuramente anni fa, e non dico questo come vanto mio, come vanto dell'Andrea, perché non è assolutamente un vanto, ma all'incirca 2 anni fa, 2 anni e 2 giorni fa, meno 2 giorni fa, io e Andrea siamo stati consacrati pastori. È stato interessante in che modo siamo stati consacrati pastori, no? Cioè tutto quello che è successo intorno a questa storia, perché poco tempo prima di aver ricevuto la proposta di essere pastori, eravamo stati contattati da un'altra chiesa, e questa chiesa ci aveva appunto chiesto se volevamo essere pastori di quella chiesa. E la mia prima reazione a questa proposta è stato assolutamente no. Assolutamente no. Mi avevano detto è una chiesa grande, io non la conoscevo, ma assolutamente no. Io ho passione per questa chiesa. La mia passione è per questa chiesa. Le persone che io amo sono in questa chiesa, le anime che io amo sono in questa chiesa, non sono in un'altra chiesa. Forse nell'altra chiesa mi pagavano anche l'affitto di casa, ma le persone che io amo sono qua. Non mai abbandonerò quella chiesa, mai abbandonerò questa chiesa. Ciò che la scelta che abbiamo fatto quella volta là, prima di poi essere consacrati pastori qua, è stata per passione. Ma se noi non avessimo avuto quella passione per questa chiesa, e per questa chiesa intendo per ogni persona di questa chiesa, probabilmente non ci avremmo pensato 2 volte e saremmo andati là. Ma no, la nostra storia era qua, la nostra storia è qua, e noi non ci siamo tirati indietro. Ma vuoi avere la forza per non tirarti indietro? Devi avere passione. Devi avere passione. Una volta ho raccontato una storia ai fratelli Pontirolli, che oggi sono qua insieme, dopo qualche settimana. O c'era uno o c'era l'altro, è stato un cambio. In cui un pastore brasiliano, un pastore famoso, era stato invitato a predicare a una conferenza di un'altra chiesa, soltanto che c'è stato del traffico per la strada e quel pastore è arrivato in ritardo di quasi 20 minuti a quella conferenza. Quando è arrivato alla chiesa, fuori dalla porta lo aspettava un diacono e gli ha detto: guarda, il pastore della chiesa mi ha mandato a dirti che oggi tu non predicherai. E questo pastore è un pastore veramente famoso, e anche lui non sapeva cosa rispondere a questa cosa, no? E ha detto: però se vuoi puoi venire a sederti qua sul pulpito insieme agli altri pastori. Allora questo pastore che raccontava questa testimonianza ha detto: caspita, mi sembra che oltre al fatto che non mi fanno predicare, mi fanno anche venire a sedermi qua sul pulpito. Sapete, quei pulpiti in cui tutti i pastori sono qua sopra, no? E lui ha detto: sì, certo, va bene. E lui è andato, si è seduto sul pulpito, e al suo posto quel giorno ha predicato un diacono della chiesa.
Era una conferenza con migliaia di persone e il pastore al posto di questo grande predicatore ha fatto predicare un diacono. Quando ha finito la predica, che non era neanche andata così tanto bene, aveva detto questo predicatore, il pastore gli si avvicina e gli dice: adesso per piacere vai a predicare perché lo Spirito Santo scenda sulla chiesa. E questo predicatore lo guarda e dice: va bene, vado. E va e prega per la chiesa finché lo Spirito Santo scenda, e non successe niente. Il clima era tutto abbastanza gelido. E dopo il culto stava per andare via questo predicatore quando il pastore lo ferma e gli dice: guarda, io ti ho chiesto di salire sul pulpito e alla fine ti ho chiesto di pregare per la chiesa perché volevo vedere se tu predichi per predicare o se tu predichi perché hai amore per la chiesa, se tu predichi perché hai amore per le anime, se tu predichi perché hai questa passione per Dio. Quello che noi dobbiamo vivere è la passione per Dio. Dobbiamo avere passione per Dio. Noi vogliamo vivere questo risveglio, vogliamo non tirarci indietro. L'unico modo per non tirarci indietro è avere passione per Dio. Io voglio chiederti di mettere per piacere il banner che avevi messo prima. Prima Luan ha spoilerato. Dobbiamo fare una modifica nel computer, che non puoi andare più in giù di così se no ci sono gli spoiler. Premi ok per evitare gli spoiler. 25 giugno alle ore 8 vogliamo convocare tutta la Chiesa qua, perché ciò che noi vivremo sarà una cosa nuova. Quello che Dio ha detto la settimana scorsa attraverso l'Andrea, quello che Dio sta ministrando nella nostra casa, quello che Dio vuole fare qua, quello che Dio vuole fare in questa città, che Dio vuole fare in questa nazione, che Dio vuole fare in Europa, è questo: una cosa nuova. Noi vogliamo invitare tutti quanti voi a partecipare di questo culto, perché sarà un evento grandioso per Dio, perché sarà un evento in cui Dio comincerà qualcosa di grande in mezzo a noi. Dio comincerà un movimento in mezzo a noi. Noi vogliamo vivere questo risveglio. Vogliamo vivere questo risveglio di Dio. Non possiamo tirarci indietro. Vogliamo vivere questo risveglio di Dio. Vogliamo vivere questa cosa nuova di Dio. Non possiamo tirarci indietro. Abbiamo deciso di fare questo evento il 25 giugno perché, come ho detto, 2 anni fa eravamo stati consacrati a pastori. L'anno scorso, se vi ricordate, intorno al 20 giugno, che è stata la data della consacrazione, avevamo fatto un culto di anniversario. Quest'anno però non vogliamo fare questo culto di anniversario, abbiamo deciso di fare l'evento la settimana successiva. Vi ricordate 2 anni fa, la settimana dopo alla consacrazione, che cosa avevamo cominciato? Qualcuno si ricorda? Nessuno si ricorda? Luan si ricorda? Incredibile. Non c'era neanche Luan. C'eri Luan. Cosa abbiamo cominciato? Grande Luan. Luan voto 10. 2 anni fa, la settimana dopo la consacrazione, avevamo cominciato un proposito. Se vi ricordate, avevamo fatto la campagna di Neemia, nello stesso periodo che Neemia aveva ricostruito le mura di Gerusalemme. In quello stesso tempo Dio avrebbe dato alla Chiesa un capannone. Vi ricordate? Oggi, alla fine di quel proposito, noi siamo qua. Noi siamo qua. Dio ha compiuto quel proposito, Dio ha compiuto quel miracolo, Dio ha fatto quella cosa nuova in mezzo a noi. E per questo motivo noi anche quest'anno vogliamo farlo una settimana dopo. Vogliamo farlo come quando avevamo cominciato quella campagna di Neemia. E vogliamo fare in modo che Dio possa veramente fare una cosa nuova in mezzo a noi. Noi ci prenderemo tutta l'estate di tempo, come era successo quella volta. E alla fine di quest'estate io sono sicuro che Dio avrà trasformato questo luogo. Sono sicuro che Dio avrà fatto una cosa nuova. Sono sicuro che non riconosceremo più questo posto come lo vediamo oggi. Sarà qualcosa di nuovo.
sarà qualcosa di incredibile, sarà qualcosa che noi ci guarderemo intorno e diremo: ma com'è possibile? Io sono sicuro di questo. Dio farà una cosa nuova in mezzo a noi. Ma non sto parlando soltanto di cose materiali, io sto parlando di cose spirituali. Sì, sicuramente Dio cambierà questo luogo, Dio cambierà le mura, Dio cambierà il tetto, Dio cambierà ogni cosa qua dentro, ma soprattutto Dio cambierà le nostre case, Dio cambierà le nostre famiglie, Dio cambierà le nostre vite, Dio cambierà la vita dei nostri figli, Dio cambierà la vita dei nostri genitori, Dio raggiungerà quelle persone che oggi ancora non vengono in chiesa, che fanno parte della mia famiglia, che fanno parte della tua famiglia. Dio raggiungerà ognuna di queste persone, Dio farà cose strepitose in mezzo a noi. E lo dico con un microfono sopra il pulpito, non per fare una grande pubblicità, ma perché sono sicuro di questo. Ho già visto l'agire di Dio in mezzo a noi. Quanti di noi hanno già visto l'agire di Dio in mezzo a noi? Potete alzare la mano tutti coloro che hanno già visto miracoli in mezzo a noi. Dio ancora fa miracoli e ancora farà miracoli, ma affinché Dio faccia questo miracolo, Dio ha bisogno di un risveglio da parte di questa Chiesa. Dio ha bisogno di un risveglio da parte di questa Chiesa, perché se vogliamo che succeda qualcosa, noi dobbiamo seguire una piccola formula che sta scritta nella parola di Dio in Romani 11:36, che dice così: perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Se noi vogliamo vedere un risveglio da parte di Dio, questo risveglio deve venire da Lui. Questo risveglio deve venire da Lui. Che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo consacrare a Dio questo risveglio. Che noi dobbiamo consacrare a Dio questo risveglio, perché questo risveglio non può venire da noi. Noi non siamo in grado di svegliare spiritualmente la nostra anima, il nostro spirito. Tu non sei in grado da solo di avere un risveglio spirituale. Se vuoi un risveglio da parte di Dio, questo deve venire da Lui. E perché questo avvenga, noi dobbiamo consacrare a Lui questo risveglio. Per questo noi cominciamo domani una campagna di preghiera per consacrare il culto del 25 e dopo il 25 cominceremo ancora campagne di preghiera e di digiuno affinché noi possiamo consacrare a Lui questo risveglio, perché il risveglio deve partire da Lui, deve partire da Lui. Ma non solo deve partire da Lui, questo risveglio deve essere per mezzo di Lui, per mezzo di Lui. Il risveglio deve venire attraverso Lui, altrimenti non può venire. Ogni cosa che arriva a Dio passa per Gesù. Ogni cosa che arriva a Dio passa per Gesù. C'è un solo mediatore tra l'uomo e Dio, e questo è Gesù Cristo. Se noi andiamo a leggere un po' prima in Ebrei capitolo 10 sempre, ma qualche versetto prima, il versetto 18 dice così, 19: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo, alla presenza di Dio, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Abbiamo noi la possibilità di entrare alla presenza di Dio attraverso la cortina, per quella via nuova che Lui ha inaugurato, che è la cortina, che è la sua carne, attraverso la cortina che è la sua carne. Sapete che quando Gesù è morto sulla croce per noi è successo una cosa strepitosa nel Tempio di Gerusalemme, perché nel Tempio di Gerusalemme c'era un luogo chiamato il Santo dei Santi, appunto, che era il luogo in cui solo il sommo sacerdote poteva entrare, e in questo luogo viveva la presenza di Dio viva, e questo luogo era separato da una cortina, ovvero da una tenda, da un velo, dal luogo esterno. E quando Gesù è morto sulla croce, questo velo si è rotto dall'alto al basso. E qui in Ebrei 10 sta parlando proprio di questo, che noi oggi abbiamo la libertà di entrare nel luogo santissimo attraverso una via nuova, che è questo
taglio, questo strappo sulla cortina, e questa cortina è il corpo di Cristo. Per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Questo mi fa capire una cosa: la cortina è la carne di Cristo, il velo è la carne di Cristo, il velo è Cristo. Ovvero da sempre c'è stato questo velo sul Tempio, da sempre c'è stato questo velo nel luogo santissimo, e quindi da sempre l'unico modo per entrare alla presenza di Dio era passare attraverso questo velo in cui il sommo sacerdote poteva passare e andare alla presenza di Dio. Quindi ogni volta che il sommo sacerdote entrava per questo velo, stava passando da Cristo. Ma oggi Gesù ha aperto una strada nuova per entrare nel luogo santissimo. Ha strappato questa cortina e noi attraversiamo questa cortina. Noi abbiamo la libertà di accedere per questa via nuova alla presenza di Dio. Noi possiamo attraversare questo velo, noi possiamo attraversare il corpo di Cristo. Se noi vogliamo che una cosa nuova avvenga, che il risveglio avvenga, deve essere per mezzo di Lui, deve essere attraverso Lui, ovvero noi dobbiamo attraversare questo velo e andare alla presenza di Dio. Noi dobbiamo attraversare questo velo che è Cristo, così sarà attraverso di Cristo, per mezzo di Cristo, e accederemo a Dio. Vogliamo vivere un risveglio, deve venire da Lui, deve essere per mezzo di Lui e deve essere soprattutto per Lui. Non c'è risveglio che possa venire che sia per noi. Non c'è risveglio che possa venire che sia per te, che sia per me, che sia per la gloria del pastore Enrico, della pastora Andrea, che sia per la gloria del gruppo di Lode, che sia per la gloria della persona che viene battezzata con lo Spirito Santo e comincia a parlare in lingue o comincia ad avere doni di cura, doni di miracoli. Non c'è risveglio che possa essere per la gloria dell'uomo. Togli questo dalla tua testa. Vuoi vivere questo risveglio? Vuoi vivere questo risveglio? Comincia a pensare che non sarà per la tua gloria. Non sarà per la tua gloria. E questo è difficile per chi come me ama complimenti, vero? Ma non può essere per la nostra gloria, deve essere per la gloria di Dio. Se vogliamo vivere questo risveglio, dobbiamo seguire questa formula di 3 passi, perché ogni cosa viene da Dio, per mezzo di Dio e per Dio. Ogni cosa è per la sua gloria. Voglio chiederti di alzarti in piedi. Chiamo il gruppo di Lode. E voglio farti riflettere solo su un'ultima cosa di quelle che ci sono scritte in questo versetto che abbiamo letto. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a nostra perdizione. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro. A chi sta parlando qua lo Spirito Santo? In questa frase a chi sta parlando? Sta parlando a me? Sta parlando a te? A chi sta parlando? Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Noi non può esserci un risveglio che parta da me. Non può esserci un risveglio che parta da me. Non può esserci un risveglio che parta dall'Andrea. Non può. Un risveglio non può partire da me o da lei.
Un risveglio non può partire da Marinei, un risveglio non può partire da Giordano, neanche dalla fede di Robinson. Un risveglio può partire da noi. Io da solo non sono in grado di compiere un risveglio, ma noi dobbiamo essere uniti in questo. Quando la settimana scorsa io ho cominciato a dire in chiesa che Dio vuole fare questa cosa nuova, che Dio vuole fare qualcosa di grandioso, che vedremo miracoli in mezzo a noi, che vedremo questo risveglio, che ognuno sarà usato da Dio in un modo diverso, che noi vedremo battesimi con lo Spirito Santo, che vedremo cose veramente grandiose. Sapete cosa mi è stato risposto? E eravamo qua in chiesa, mi è stato risposto così: io questa storia la sento da tutta una vita, in tutte le salse, e non è mai successo niente. Io da solo no, non posso farlo. Con tutte le buone intenzioni che ho, per quanto ho pregato e sono convinto che Dio vuole fare questo, e sapendo che l'Andrea ha avuto ancora più conferme di me che Dio vuole fare questo, io da solo, l'Andrea da sola, noi non possiamo compiere questo risveglio. Questo risveglio può essere se noi viviamo questo siamo uni in Cristo, che tanto vediamo scritto dappertutto in questa chiesa. Se noi siamo uni in Cristo, sì, può esserci questo risveglio. Ma se uno comincia a dire no, io lo sento da tutta una vita e questa cosa non può succedere perché non è mai successa, questo risveglio non può succedere. Se qualcuno comincia a tirare indietro, questo risveglio non può succedere. Volete che questo risveglio veramente avvenga? Allora nessuno di noi deve tirare indietro. Nessuno di noi deve tirare indietro. Tutti quanti noi dobbiamo andare avanti, tutti quanti noi dobbiamo puntare lo stesso obiettivo, tutti quanti noi dobbiamo avere una sola visione, tutti quanti noi dobbiamo avere una sola fede, tutti quanti noi dobbiamo avere un solo Signore, tutti quanti noi dobbiamo avere un solo scopo, tutti quanti noi dobbiamo puntare a vivere questa cosa nuova che Dio vuole fare in mezzo a noi, che Dio ha promesso che farà in mezzo a noi. Ma se qualcuno di noi comincerà a tirare indietro, io sono sicuro che questo risveglio non potrà avvenire, perché Dio ha detto che le cose possono cambiare se noi siamo uno in Cristo, perché Gesù ha detto che dove 2 o 3 sono riuniti, allora Lui sarà lì. Allora Lui sarà lì dove 2 o 3 diventano uno in Cristo. Perché il Signore ha detto: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia e prega, io allora gli verrò incontro e guarirò il suo paese. Ma se il suo popolo, non se il pastore Enrico, la pastora Andrea, se il suo popolo, se il suo popolo, se il suo popolo, se tutto il popolo è unito, se tutto il popolo va in una sola direzione, se tutto il popolo ha in cuore un risveglio da parte di Dio, allora questo risveglio ci sarà. Puoi averlo sentito in tutte le salse, puoi averlo sentito da tanti anni e potrai non averlo mai visto, ma io sono convinto che se tutti noi siamo uniti e che se nessuno comincia a tirare indietro, questo risveglio ci sarà. Se noi seguiamo questa piccola formula che abbiamo letto, che da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, allora anche questo risveglio ci sarà. Ma noi dobbiamo avere fede e non tirare indietro. Avere fede e non tirare indietro. Quanti vogliono vivere questo risveglio? Quanti vogliono vivere questo risveglio? Quanti vogliono vivere questo risveglio? Posso sentire un amen forte, posso sentire un così sia, molto forte. Quanti vogliono vivere questo risveglio? Voglio che le nostre voci siano più forti della lode. Quanti vogliono vivere questo risveglio? Quanti vogliono vivere questo risveglio? Quanti vogliono vivere questo risveglio? Noi vedremo cose grandiose da parte di Dio nei prossimi 3 mesi. Noi vedremo cose che non avremmo immaginato. Noi vedremo una chiesa completamente restaurata da parte di Dio, perché noi saremo uno in Cristo. Noi andremo in una direzione, noi avremo un'unica visione, noi avremo un unico proposito. Noi faremo ogni cosa consacrandola a Dio. Noi faremo ogni cosa passando attraverso Gesù per arrivare alla presenza del Padre. Noi faremo ogni cosa per la
Se esiste qualcuno qua questa sera, se esiste qualcuno che non crede in questo risveglio da parte di Dio, qualcuno che pensa come quella persona che la settimana scorsa è venuta a dirmi: io ho già sentito questa storia in 1000 modi e questo risveglio non c'è mai stato. Se c'è qualcuno che non crede in questo, se esiste una persona che dubita che Dio farà grandi cose, se esiste una persona che già sa che sarà Lui a tirare indietro questa nuova cosa che Dio sta facendo in mezzo a noi, io voglio chiedere a quella persona di venire qua davanti. Io voglio chiedere a quella persona di venire qua davanti, perché io desidero, perché questo è il desiderio più profondo di Dio, non mio, ma di Dio, che noi siamo uno in Cristo. Se c'è qualcuno che dice: per me sarà dura vivere questi mesi, io non ho abbastanza fede per vivere questi mesi, io tirerò indietro, allora voglio chiedere di venire qua davanti per fare una preghiera insieme, perché noi dobbiamo essere uno, noi dobbiamo essere uniti, noi dobbiamo essere un solo popolo, noi dobbiamo essere il popolo di Dio per vivere questo risveglio che Lui ha in mente per noi. Vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore e io vedo te, e io vedo te. Io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore e io vedo te, e io vedo te. Io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore e io vedo te, e io vedo te. Io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore e io vedo te, e io vedo te. Oh,
perché solo tu hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. C'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. C'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Hai parole di vita. Hai parole di vita. Hai parole di vita. Alleluia. 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 Amen. Amen. E devo confessarvi una cosa oggi. Se c'è una cosa che io sono veramente una codarda è quando Dio mi dà una profezia. Quando Dio mi dà una profezia io sono veramente una codarda perché ho paura sempre. E Dio mi ha detto una cosa 10 giorni, 12 giorni fa. E ho anche fatto vedere ad Enrico, olha, Dio mi ha detto questo, che io devo dire a questa persona. E io devo dire, io pensavo oggi dopo il culto chiamerò questa persona e dirò, ma Dio ha detto dillo adesso. E io sono qua per dirvi che quando Dio mi dice qualcosa io sono veramente una codarda, perché ho paura, ma oggi sono qua perché Dio mi ha detto una cosa. Dio ha detto, prima di tutto Dio posizionerà persone in questo luogo. Ci sono persone che sono totalmente sposizionate, sono veramente fuori da quello che Dio vuole. Sono persone che sono lontane da quello che Dio vuole per loro. E Dio mi ha detto una parola specifica per una persona. Io ce l'ho sul telefono scritto. Devo dire a questa persona
quello che Dio mi ha detto. E io volevo chiamarlo dopo il culto, ma Dio mi ha detto di dirlo adesso perché Dio vuole posizionarlo in questo tempo. Questa persona è Joe. Joe, io 10-15 giorni fa, Dio ha detto una parola per te. Dio ha detto così, Joe: il cuore che ti ho dato, poche persone hanno. La sensibilità dello spirito che ho messo in te, poche persone hanno. E Dio dice che tu non imparerai a scrivere canzoni, tu sai già scrivere canzoni. Dio non vuole tante parole, Joe, non vuole il tuo cuore versato su un foglio. Dio vuole parole semplici che persone canteranno. Ma Dio vuole una preparazione, Joe. Dio vuole di più, Joe. Dio vuole denuncia, Joe. Dio vuole di più, di più, di più. Il cuore che Dio ti ha dato, Joe. Dio mi ha detto chiaramente il cuore che Dio ti ha dato. La sensibilità non è un cuore buono, è una sensibilità per lo Spirito Santo che poche persone hanno, Joe. E Dio ha detto: scrivi canzoni semplici. Non canzoni piene di parole, ma canzoni che sono le tue lacrime sopra un foglio, che le persone canteranno e tu vedrai, Joe. Perché nel tuo cuore non c'è soberba, ma Dio vuole di più, Joe. Dio vuole una immersione, Joe. Dio vuole una rinuncia, Joe. Dio vuole una preparazione, Joe. Dio vuole momenti da soli, Joe. Dio vuole momenti da soli. Dio vuole sentire la tua voce quando nessun altro senti. Dio vuole un posizionamento per questo tempo, Joe. E non sarà solo per questa chiesa la tua vita, non sarà solo per questo tempo la tua vita, sarà per altri. Saranno per altri. Parole semplici che tutti canteranno, Joe. Questo sta bruciando molto nel mio cuore, Joe. Ma Dio vuole che tu faccia qualcosa, rinuncia e preparazione. Un tempo con Lui, tu da solo. Dio ti ha dato tutto quello che tu avevi bisogno. Dio ti ha messo nelle tue mani tutto ciò che tu desideravi. Il tuo cuore è felice. Ma Dio vuole che tu trabocchi questa presenza, questa sensibilità che Lui ha messo dentro di te, nella vita delle persone. È un tempo di posizionamento, Joe. È un tempo che Dio vuole di più di quello, Joe. È un tempo che da tua bocca dichiara: non c'è un altro luogo che io voglio stare che è la tua presenza. Con il cuore arreso a Lui. Scrivi parole semplici che questa chiesa canterà. Tu non imparerai a scrivere canzoni, tu sai già scrivere le canzoni, Joe. Tu sai già scrivere le canzoni, Joe. Amen. 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 Cantiamo ancora una volta: non c'è un altro luogo in cui io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita eterna. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Hai parole di vita. Hai parole di vita.
questo risveglio di cui stiamo parlando, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, di cui abbiamo parlato oggi, di cui parleremo e di cui vedremo l'agire di Dio nei prossimi mesi, avrà bisogno di una cosa da parte di ognuno di noi, che è il nostro meglio. È il nostro meglio. Ascoltami, Dio ha dato ad ognuno di noi qualcosa di unico, qualcosa di speciale. Dio ha dato ad ognuno di noi una chiamata. Dio ha dato ad ognuno di noi una vocazione. Dio ha dato ad ognuno di noi un talento. Dio ha dato a te qualcosa che è solo tuo, particolare tuo, qualcosa che nessun altro ha come tu lo hai. Come Dio ha dato questo cuore a John, così sensibile allo Spirito Santo. Come Dio gli ha dato questa capacità di scrivere canzoni che ispireranno generazioni di cristiani. Così Dio ha fatto con tutti quanti noi. Ognuno di noi ha qualcosa dentro e questo qualcosa deve essere messo a disposizione di Dio affinché noi possiamo vedere questo risveglio in questi mesi. E io voglio darti un'ultima parola questa sera. Resisti 5 minuti. È la storia di Giacobbe e Esaù. Giacobbe e Esaù erano due fratelli, forse molti di noi già conoscono questa parola. Esaù era il primogenito, Giacobbe il secondogenito, e a quel tempo la primogenitura era molto importante. La primogenitura era considerata un dono di Dio. E un giorno Esaù era fuori a cacciare e Giacobbe era a casa che stava preparando la cena. E quando Esaù tornò dalla caccia era molto stanco, andò da Giacobbe e gli disse: Giacobbe, per piacere dammi un po' di quella minestra che hai preparato per cena. Giacobbe gli disse: va bene, se tu in cambio mi vendi la tua primogenitura. Esaù disse: va bene, non c'è problema, dammi la minestra, io in cambio ti darò la mia primogenitura. Da quel giorno la storia di Israele è cambiata. Tant'è che oggi noi conosciamo Dio come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non come il Dio di Abramo, di Isacco e di Esaù.
Ma la cosa che più di tutto ha fatto arrabbiare Dio quel giorno non è stato il fatto che Esaù ha venduto la primogenitura a Giacobbe. L'ultimo versetto di questo racconto dice così: allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie, egli la mangiò, beve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura. La cosa che più di tutto fece arrabbiare Dio quel giorno fu il fatto che Esaù disprezzò il dono che Dio gli aveva dato. Esaù disprezzò il dono che Dio gli aveva dato. Io non so qual è il dono che Dio ha dato ad ognuno di noi. Io non so qual è la tua chiamata, io non so qual è la tua vocazione, io non so cos'è che Dio vuole dalla tua vita, io non so cos'è che Dio ha messo nel tuo cuore, io non so quali sono i tuoi talenti, non so cos'è che brucia così forte dentro di te, non so qual è il dono che Dio ha dato a te affinché tu lo metta a sua disposizione, non so quale sia. Ma voglio darti un consiglio: non disprezzare il dono che Dio ti ha dato, perché da questo dono partirà il risveglio per questa chiesa. Dal dono che Dio ha dato a te partirà il risveglio di questa chiesa. Dal dono che Dio ha dato a Maria, dal dono che Dio ha dato a Marinei, che ha dato a Giordano, che ha dato a Natalia, che ha dato a tutte quelle persone che non vogliono tirarsi indietro, ma che sono pronte per affrontare questi mesi, che sono pronte per vivere questa cosa nuova di Dio. Da questo dono partirà il risveglio di Dio. Da questo dono partirà la cosa nuova che Dio ha per noi. Non disprezzare il dono di Dio. Non disprezzare il dono di Dio. Non vendere questo dono. Non darlo in mano al mondo, non darlo in mano a nessuno. John, non disprezzare il dono che Dio ti ha dato. Gabi, non disprezzare il dono che Dio ti ha dato. Nawan, non disprezzare il dono che Dio ti ha dato. Giordano, non disprezzare il dono che Dio ti ha dato. Tiziana, non disprezzare questo dono. Fabiano, non disprezzare questo dono. Giacomo, non disprezzare questo dono. Luciana, non disprezzare il dono che Dio ti ha dato. Vivi questo dono. Vivi questo dono, perché da questo dono, da ciò che brucia dentro di te, Dio farà partire una cosa nuova. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Sandro, puoi accendere le luci per piacere? So che è già tardi e voglio chiamare quelle persone che passeranno la vergogna del compleanno oggi. So che c'è la mamma di Leonardo che deve venire qua su. Se c'è qualcun altro che ha compiuto gli anni in questa settimana, facciamo una preghiera per benedire questo nuovo anno di vita. Amen. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, metto nelle tue mani la vita di questa tua figlia, Signore, che ha compiuto un nuovo anno di vita in questa settimana, Signore. Io ti chiedo, Signore, di continuare a benedirla, Signore, di proteggerla in tutto quest'anno, Signore. Metti, Signore, la tua mano su di lei, coprila, Signore, con le tue ali, Signore.
Fai vivere, Signore, a lei giorni di cose nuove. Fagli vivere, Signore, giorni del tuo spirito, Signore, della tua presenza, Signore, su di lei, sulla sua casa, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, che ogni opera buona che tu hai in mente per lei, che tu la possa compiere in questo nuovo anno, a cominciare, Signore, da più presenza, Signore, di te dentro di lei. Nel nome di Gesù, Padre, benedici questo nuovo anno, benedici tutta la sua casa, benedici questa tua figlia. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Amen. Che Dio benedica ognuno di noi, che Dio benedica le nostre case, che questa settimana possa essere una settimana piena di soddisfazioni da parte dello Spirito, piena della presenza di Dio, piena della sua gloria in ognuna delle nostre case. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. C'è la cucina